Quando lo fai partire. Bene, è già partito. È già partito? Sì, siete pronti. Ciao Luigi. Luigi, giusto, è un nostro vecchio della bella età di 90 compiuti 13 giorni fa. Complimenti, sei in gamba. E oggi ti chiederemo qualcosa per la tua bella esperienza da volontario alpino per i soccorsi relativi alla tragedia del terremoto del Friuli. Ebbene, cosa ricordi di quella sera del 6 maggio 76 alla prima scossa e dov'eri? Eravamo a Udine, eravamo arrivati. Infermieri, no. Eravamo lì. Allora, il 6 maggio l'hai sentito la notizia in televisione? Ti ricordi? Eri a lavorare come infermiere. La scossa del 6 maggio, eri all'ospedale? Sì, Hai sentito la televisione? Hai sentito la notizia alla televisione? La notizia di sentire un po' alla radio. Sì, alla radio. E poi che mestiere facevi? Eri infermiere? Infermiere. Dove? All'ospedale? A Udine. No, all'ospedale di qua. Psichiatrico. Dove lavoravi, Luigi? Dove lavoravi? Lo chiama un manicomio. All'ospedale psichiatrico? Psichiatrico, Sì. sì. E avevi già una famiglia, eri sposato? La moglie, una bambina? Una bambina io. Va bene. 8 anni. Cosa ha detto la tua famiglia, la tua moglie, cosa ha detto quando hanno saputo che partivi volontario per portare il tuo aiuto? Era contenta tua moglie? Mica tanto. Non molto. Vabbè, comunque sei andato, hanno capito che era una bella cosa, un atto di solidarietà e sei partito. In quale cantiere sei andato a lavorare? Cantiere? Facciamo E cantiere? Uno. Era uno, perché a Gemona c'era l'uno. E cosa facevi come mansioni lì, Luigi? Facevamo assistente ai malati. Assistenza ai malati? Sì, ce n'era un buco. Certo, con quello che era successo. Quindi lavoro come infermiere, come assistenza a malati e anche se capitava altre mansioni, no? C'era un medico. Sì? Dimmi. Carlo. Va bene, non ha importanza il nome. Comunque aiutavi i malati, svolgevi il tuo compito di infermiere. Avevamo partiti che avevamo un sacco di tende. Dopo 3 giorni avevamo messo su il campo militare. Alpini. E chi c'era? C'erano dei tuoi compaesani con te, degli amici? Franco. Che mi hai detto che era un alpino insieme a te. È ancora vivo, no? È mancato già. Era un po' mancato. Eri con lui, bene. Che ricordi hai di quella zona devastata, disastro? Che ricordi hai? Esatto, Brutti. Terremoti, periodi. Ma macerie, un disastro. Che sentimenti provavi con questo disastro? Eri spinto
a fare il meglio, veloce, presto, perché c'era cercavo di bisogno. far presto, ma è inutile fare presto. Andiamo giù di via. Andiamo giù da voi. C'erano tanti morti, tanti. E lì dovevano gli altri, dovevano i tedeschi. Ah, i soccorsi dalla Germania anche. Senti un po' una cosa, in questa zona del Friuli dove ti sei trovato a prestare la tua opera di volontario, soprattutto infermiera, assistenza ai malati, con la tragedia in corso di tutti questi morti e feriti, hai conosciuto qualcuno del posto? Hai mantenuto dei rapporti poi con qualche persona del luogo, qualche persona? Una signora. Una signora. Allora, questa signora cosa faceva? Aiutava anche lei per il Aiutava, soccorso? come aiutava? E si chiamava, te lo ricordi? Giusy? Gigia? Come si chiama? Gigia. E raccontaci, poi l'hai rivista insieme al tuo amico alpino Ferro 20 anni dopo, quando sei andato alla donata di Udine con i tuoi di Cogoleto. Siamo partiti di qua. Avete fatto la foto assieme alla signora. È stata una bella gioia dopo 20 anni ritrovarla. Senti un po', questa esperienza terribile. Adesso tanto siamo a pochi minuti, no? Sì, no. E questa esperienza Siamo a 6 minuti. terribile ti ha segnato la vita, ti ha... Altro che la segnava. Quando in tutti gli altri anni dopo questa tragedia, Che lo ricordi che ne te scordiamo. quindi, e senti, erano tanti i feriti lì, gente che tu aiutavi per ferite gravi, di tutto. Avevamo fatto poi alla sera, avevamo messo sullo spiano a campo. Ospedale da campo. Ah, l'ospedale da campo. Poi alla sera venivano a dormire lì. Dormivano tutti insieme nell'ospedale? E quindi c'erano medici di ogni tipo, tutto. Buongiorno. E comunque il ricordo di questo terremoto del Friuli ti ha accompagnato in tutti questi anni. Al prossimo maggio, Luigi, saranno 50 anni, 50 anni. Comunque, dopo che hai fatto con onore, hai dato la tua mano, la tua solidarietà, io penso che anche tua moglie, la signora Vittoria, e la bambina, la figliola, siano stati contenti di quanto ha fatto, di quanto hai fatto, sono stati orgogliosi, contenti poi. Invece ci sia stati lassù, Sì, ma la famiglia poi è stata contenta di quello che hai fatto, il contributo che hai dato. Vabbè, la Vittoria era contenta. La Vittoria era contenta. La Vittoria, tua moglie, era contenta poi per quello che hai fatto. È una bella cosa dare una mano, che poi lo spirito di solidarietà è un qualcosa di precipuo degli alpini. È vero, la protezione civile, Luigi, tu sai, è nata come la conosciamo oggi dall'intervento soprattutto degli alpini in Friuli nel 76. E tu pensi che anche oggi, Luigi, da parte degli alpini ci fosse bisogno ancora, come un evento tragico come il Friuli, ci sarebbero i volontari, ci sarebbe una mobilitazione? Gli alpini, finché ci sono gli alpini, no? Luigi, dimmi un po', allora, cosa pensi? Tu nel tuo gruppo vedi tutti amici, tutti ti vogliono bene,
e gli alpini sono amati proprio perché danno una mano. E tu, oggi come oggi, pensi che quello che hai fatto tu, gli alpini ancora lo farebbero? Lo farebbero sicuro. Ecco, questo è importante, volontariamente, il senso della solidarietà, senza nulla togliere alla protezione civile che tutti hanno, pompieri, carabinieri, finanza, però negli alpini è un qualcosa di profondo che viene dal cuore, dal DNA, che possiamo dire alpino, perché vivere in montagna, al di là dell'albergo, aprire la finestra, che bella la vista, il panorama, vivere in montagna, in quota, con le slavine, valanghe, smottamenti, neve, freddo e quant'altro, è dura, e da sempre in montagna ci si dà una mano, ci si aiuta, e questa è la nostra origine. E tu sei stato il testimone concreto, fattivo di quello che gli alpini... Invece ci sono stato. Ma c'era da lavorare giorno e notte, vero Luigi? Giorno e notte, vero? Hai visto tante cose anche brutte, tante cose brutte. Ho visto tante cose brutte, tante cose belle. Ecco, l'importante, hai stretto delle amicizie, hai un ricordo che ti ha segnato la vita in positivo. Secondo noi uno sprone ha sempre meglio operare per darsi una mano. Chi si aiuta è già un passo avanti. E oggi è importantissimo. Noi crediamo che quello che hanno fatto gli alpini, e poi con l'aiuto di tanti altri, sia un fatto memorabile. È un'emozione che si sia ormai a 50 anni da questo evento, ma è un qualcosa di bello, di positivo, quello che tanti hanno fatto, tanti alpini hanno lasciato la famiglia con la moglie e una bambina di 8 anni e sono partiti volontari per andare a aiutare. Adesso, dall'alto dei tuoi 90 anni, puoi giudicare le cose. Io penso che nel tuo cuore tu sia intimamente contento per quello che hai potuto fare in quei momenti. E io ti ringrazio a nome di tutti gli alpini, in primis i fratelli del tuo gruppo che tanto ti vogliono bene, ti stimano e ti ammirano, e grazie, complimenti, dai. Saluta. Sei emozionato, io lo vedo, gli anni ci sono, ma la tua esperienza è stata importantissima. Grazie di cuore, e ti aiutiamo e ti auguriamo ogni bene. Luigi, ok, grazie per quello che ci hai detto, per quei sentimenti e ricordi che ci hai voluto condividere. Hai condiviso con noi, te ne siamo grati, per noi è stato un vero arricchimento. Posso salutarti sull'attenti, moralmente. Luigi, saluta col cappello, saluta col cappello, sì, ma tu sei, il tuo cappello ce l'ha tua figlia. Oggi, ma un cappello alpino è un cappello alpino, e se c'è uno degno di portarlo sei tu, e io ti saluto con grande affetto e riverenza. Grazie per quello che hai fatto. Ragazzi, io ho cercato una persona, però c'è tanto non sapere, felice.